2 mesi d'attesa, un mese e mezzo, dai, diciamo così, perché prima c'è stata la pausa natalizia, poi una partita rinviata per Covid e dopo l'intero campionato a causa della pandemia che ci sta davvero provando a mettere in tutti i modi il bastone tra le ruote, però Serie B ha ripreso a riaccendere i motori proprio nella serata di oggi, quindi noi siamo qua pronti per commentare per voi questa prima sfida del 2022. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli e auguri di buon anno a tutti, visto che è, come vedete, la prima partita dell'anno. Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano per la 16ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Rotoblat Volano Volley e l'Enercom Volley 2.0 Crema. Allora, come detto nella intro, questa è la prima partita del 2022. Veniamo da un lunghissimo scelta della FIFA, ma anche perché c'è stata la pausa natalizia, una partita rinviata, quella in particolar modo dell'Argentario, che doveva essere la nostra prima partita di campionato e poi altre 3 giornate rinviate, anzi scusate, altre 4 giornate rinviate della prima parte di questo campionato. Vi ricordo che tutte queste partite verranno recuperate alla fine dopo la 26ª giornata, quindi non prendetevi impegni perché a marzo ci sarà questo tour de force di recupero di tutte le partite. Allora, ovviamente da parte mia un augurio di una buona serata, un buon anno, un buon rientro al lavoro per tutti voi. Saluto va anche al nostro scoutman Andrea Zeni e spero anche per lui che abbia passato delle buone vacanze in questo periodo, e saluto anche ad Alan Berloff, il nostro regista, che anche lui bentornato a calcare la nostra postazione di regia, che è pronto a smanettare. E quindi allora noi saremo tra poco pronti, infatti vediamo già che le ragazze di Crema e le ragazze di Volano Volley hanno lasciato il terreno di gioco. La cosa positiva di questa ripresa è che nonostante la pandemia ci stia provando a mettere il bastone tra le ruote, comunque il palazzetto non è completamente vuoto e si temeva proprio che dovevamo partire col pubblico a zero, invece la fortuna è che proprio siamo riusciti ad accogliere un po' di pubblico, quindi la buona notizia è arrivata. Ovviamente noi cercheremo di tenervi aggiornati anche per le prossime giornate perché è sempre importante il pubblico di casa. Al momento abbiamo fatto questo sforzo con quelli pochi che abbiamo, adesso il nostro obiettivo sarà per la prossima partita in casa ovviamente di accogliere ancora più gente, perché se non erro con la fine di febbraio dovrebbe rientrare in vigore la regola dei palazzetti a più capienza, quindi siamo davvero in buone mani, speriamo. Allora, squadre in fronte sulla linea laterale per entrare a fare il saluto. C'è tanta gioia nella faccia delle ragazze finalmente di poter riprendere. Note di Frank Stallone accolgono le due squadre in campo. Ed eccole che entrano in campo. Allora, parola allo speaker Paolo Scrizzi alla presentazione del match. Flyer alla sua maniera. Boom, ci siamo allora. Lo starting flyer tra pochissimi secondi verrà annunciato dal nostro speaker Paolo Scrizzi. Ovviamente un po' ironico, ovviamente si fa per scherzare. Sì, sarebbe ideale avere la formazione perché a mente è un po' difficile ricordarmela, però aspetta che forse c'è sempre un po' la tecnologia che ci viene incontro qua.
Enercom Fini vuole 2.0 con un nome Elisa Frassi, numero 10 Giulia Moretti, con il nome Simone Artietti, numero 12 Monica Fugazza, numero 17 Lupresti Ariana Come, numero 18 Enrica Pagliani, Vigile Alice Palladini, allenatore signor Matteo Cosetti, assieme alla signora Piero Martellini. Fratti Elisa, Moretti Giulia, Fioretti Monica, Fugazza Camilla, Iannacone Lucrezia, Cairoli Retta e il libero Labadina Alice. Vai Carli! Carli! Vai Anna! Luca Palladini, un saluto a tutto il pubblico che oggi è presente nell'arena biancorossa. Sorpresa nella formazione della Rotoblast che non vede in campo Elena Piero Bon. Il suo posto viene preso da Anna Cramerotti per questa partita con Crema. Ci siamo allora. Dopo 2 mesi d'attesa stiamo per accendere i motori. Forza raga! Vai Carli! E devo dirvi che la mia attenzione è alle stelle. Ci siamo allora. E dopo il primo servizio scatenate l'inferno. Battuta al servizio e accendiamo i polsi, perché adesso non si scherza più. Dopo 2 mesi di stop, partiti! E il primo servizio out, quindi 1-0 per la Rotoblast che firma il primo punto, anzi si fa regalare il primo punto del 2022. E il primo servizio volano volley è di Aurora Bonafini, numero 3. Primo servizio battuto. Crema pronta all'attacco. De Val salvato il suo attacco. Pallonetto Anna Cramerotti, salva Bonafini. Bellini in pallonetto, salva Iannacone. Petrusiello, Bonafini in free ball. Petrusiello attacco, mani out. 2-0 Rotoblast che adesso conduce ancora di più questo primo set. Ancora Aurora Bonafini alla battuta per la Rotoblast Volano Volley, che è partita con il piglio giusto. Attenzione, palleggio errato della Enercom Fini Crema. 3-0 il punteggio a favore della Rotoblast Volano Volley. Bonafini ancora al servizio per le biancorosse. Carlotta, attenzione il servizio salvato da Labadini. Free ball di Iannacone per Petrusiello. Bonafini, De Val salva Crema, attenzione all'attacco. In out, no, è out. 4-0 Rotoblast, che è iniziato in maniera ottimale questo 2022 con una serie di 4-0. Ancora Bonafini al servizio. Sempre su Iannacone. Attenzione De Val. Oh, attenzione. Arriva anche il primo punto per Crema. Un po' di confusione nella doppia metà campo. Palle che vengono messe da una parte e dall'altra e poi arriva il primo punto anche per Crema. 4-1 il punteggio. Servizio adesso affidato a la Elisa Frassi. Riceve Galbero, Bonafini, Petrusiello. Bellini si deve impegnare per salvarla. Bellini ad attaccare ed è vincente l'attacco. 5-1 il punteggio. Vale il 5-1.
Carli! Alice Bellini, l'autrice dell'ultimo punto. Al servizio. Fallo al servizio di Alice Bellini, che è andata a toccare la linea di fondo. Roba che il regolamento ovviamente è vietato. 2-5 punteggio. Servizio nelle mani di Fugazza De Val. 6-2 punteggio. Jessica De Val mette anche lei la sua firma. Pronto al servizio adesso la Rotoblast con De Val, l'autrice dell'ultimo punto. Servizio su Vairani. Vincente 7-2. Jessica De Val, 7-2 il punteggio. Adesso al servizio ancora De Val, l'autrice dell'ace dell'ultima azione. Battuto ancora su Vairani. Pallonetto murato da Galbero e Labadini. Attacco che passa in mezzo alle mani del muro, ma salva la Rotoblast. Galbero stavolta difende Labadini. Pallonetto, Bellini salva e De Val in free ball. Buono il salvataggio della Rotoblast, vediamo di sfruttarlo con Emma Galbero. 8-2 Emma Galbero. Grande partenza della Rotoblast. Ottima partenza della Rotoblast. Ma tutto il servizio di De Val su attenzione Emma, un altro salvataggio però free ball per la la Enercom. Attacco mura. Nove a 2 il punteggio, time out per la per l'Enercom, quindi 9 a 2 il punteggio, un inizio favoloso della Rotoblast che al momento conduce per 9 a 2 questo primo set. L'inizio che si voleva vedere da parte delle ragazze di Luca Parlatini. Vediamo se riusciamo a tenere questo ritmo per tutto il corso della partita, perché comunque è l'inizio questa. Vediamo di che parte siamo fatti. 9 a 2 il punteggio. Rientrano le squadre in campo. Conduciamo il set di 7 punti. Scommetto che voi che siete a casa un inizio così ve lo volevate solo immaginare, quindi immagino ci sia tanta contentezza. Attenzione, attacco out, perché non c'è il toccamura, infatti. 10° punto Rotoblast, che adesso conduce per 10 a 2 il punteggio per le ragazze biancorosse di Luca Parlatini. Ancora Jessie al servizio per la Rotoblast. Battuto, stavolta si spegne out, quindi terzo punto per che comunque ha fatto una buona sequenza al servizio. Fugazza Camilla, Fugazza al servizio adesso per l'Enercom Fimi Volley 2.0 Crema. Salva Anna Camerotto il servizio. Galbero in pallonetto, vincente la capitana. Però anche un bel salvataggio di Anna, che ha fatto partire l'azione che ha portato la nostra capitana al punto. Petrucciello al servizio, servito sul libero Labadini. Salva la Emma, salva anche Labadini. Fugazza, Vairani, Murata il suo attacco. Attenzione, no, toccato, fallo contro l'Enercom. 12 a 3 punteggio per palleggio in prima linea. Il palleggio in prima linea secondo il nostro scoutman del libero, quindi
Arriva già il primo richiamo a favore dell'Enercom, che adesso deve stare un po' attenta perché rischia l'avvertimento col cartellino giallo. Ancora Carlotta al servizio, 12-3. Si è già iniziato a scaldare un po' l'atmosfera qua all'Arena Biancorossa con questa azione. Pallonetto, salva Carlotta. Bonafini per Emma Galbero. Emma Galbero, 13-3. Più 10. Più 10. Doppio cambio per l'Enercom. Attenzione, allora dovrebbero entrare la 4 e la no, scusate, la 2 e la 6. Giroletta, Fugazza e, se non erro, Fugazza e Moretti. No, quelli li avevo già detti, infatti non mi veniva il nome della 10. Moretti. Pronto il servizio, allora ancora Petrusiello al servizio. Rotoblas conduce di 10 punti il primo set della prima partita del 2022. Pallonetto di Vairani che non va a buon fine. Livia che prova a iscriversi al tabellino ma non gli riesce all'attacco per poco. Bonafini che l'ha inventata, è punto della Rotoblas. 14-3. Anche Aurora si iscrive nel taccuino che poi verrà stilato dal nostro Andrea Zeni a fine partita, vi ricordo, quindi tenete d'occhio i nostri social. Volano vuole invasione, questa era invasione clamorosa non vista dall'arbitro. Però si può anche concedere, dai, 14-4, il vantaggio è molto rassicurante al momento. Vabbè, speriamo di non vedere erroracci come nella partita col Trescore Balneario, che lì ha sbagliato di tutte di più in 5-7 con l'arbitro. Livia salva, Anna si deve impegnare per tenerla in campo. Livia ancora e anche Livia si iscrive al tabellino. 15-4 più 11. La capitana Emma Galbero al servizio. Rotoblas Volano volley. Servizio su Vairani. Livia subito. Martello Livia non si fa pregare. 16-4. Pronto il time out per la Rot. Esatto. Pausa sponsor, ritorniamo tra poco. Guarda. Qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 16-4 punteggio. Un po' di anima. Scusate un attimo, chiacchierata in privato. Galbero il suo servizio. Invasione? Invasione contro l'Enercom. 17-4 punteggio adesso. Più 13, massimo vantaggio. Forse anche di tutta la stagione. Credo che la Rotoblas abbia mai preso più di 13 punti. Emma, servizio. Un'altra ricezione errata di Crema. 18-4. Devo essere onesto. Servizio ancora di Emma. Nicoli. Vairani. Attacco sbagliato, vale 19-4. Più 15. Un altro cambio, Vairani lascia il posto a Marengo. Farò un po' fatica a riconoscere i nomi perché qui le magliette sono veramente fatte con dei numeri illeggibili. Quindi chiedo scusa in parte.
Sì, ma quei riflessi però non si legge bene. Esatto, avevo già avuto questa difficoltà anche nel match d'andata. Allora, pronti di nuovi cambi. Allora, rientrano esce Nicoli ed esce Giroletti, e quindi rientrano Moretti e Fugazza. Allora, 19-5 il punteggio, 6 punti alla fine del set per la Rotblast. La Crema invece ne deve fare almeno 20 per ribaltare il set. Eccoci qua, pronti a battere con la numero 10, Moretti, che è appena rientrato in campo. Che salvataggio, 2 volte. Dall'altra parte Bellini, perforato il muro di Fugazza. 20-5 il punteggio. E Anna Cramerotti sta dimostrando un grande libero questa sera. Non che le altre volte abbia fatto schifo, sia chiaro, però oggi bisogna ammettere che sta sostituendo con grande classe la nostra Elena Pierobon. Terzo punto per la Enercom. Alessia Marengo al servizio per la Enercom. I miei grandi fan, attacco murato di Deval, Bonafini, Bellini, murata anche lei, ancora per Bellini, e questa volta l'attacco passa ma non arriva al punto. Pallonetto, salva Anna Cramerotti, un bugger, Bellini ancora in pallonetto, out, peccato. Adesso siamo sul 7-20, comunque una buona azione lo stesso della parte delle nostre ragazze. Pronto il servizio di Marengo, impegna in rete. Meno 4. Aurora Bonafini al servizio. Si è concluso solo adesso il primo giro di giocatrice al servizio. Bonafini, servito sul libero, Labadini. Fugazza, attacco vincente. 8-21. Elisa Frassi, numero 9, al servizio per l'Enercom. Anna Cramerotti per Bellini. Petruziello, attacco murato. Bellini, miracolo della Rotba. Miracolo di Aurora, che ancora mani a pregare, come dire, ma cosa abbiamo combinato? Avete combinato che avete fatto un gran punto, nonostante la difficoltà. 22-8 su errore comunque di Crema, che quindi ringraziamo. Servizio out di poco di Bellini. 22-9. Fugazza ora il servizio per l'Enercom. Andiamo al servizio battuto. Bonafini, Emma Galbero, attacco murato, Deval prova subito, ma si è dimostrato un piccolo passaggio. Anna salva Bellini, peccato. Doppia cifra anche per l'Enercom, che arriva sul 10-22. Ancora il servizio di Fugazza. Attenzione, stavolta Fioretti. Prima ricezione un pochettino errata, però dai, ci può anche stare. 22-11. Time
nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Piccola reazione della Enercom, che adesso sta cercando in tutti i modi di accorciare le distanze per non permettere alla Rotoblast di prendere i punti necessari per portarsi a casa il primo set. Carlotta, mani out, 23-11. Rientra Livia per Anna Cramerotti. Carli, brava forte, brava Aurora. Servizio di Jessica De Val. Vediamo il servizio di Jessie. Con l'ausilio del net. L'attacco murato. Attenzione. Fallo delle... Set ball per la Rotoblast. 24-11. 13 punti di vantaggio. Mancano 13 palle set per portarsi a casa il primo set, che da sto punto di vista possiamo dire dominato dalle nostre ragazze. Pronto ad essere smentito comunque. Mani out di Monica Fioretti, 24-12. Le mani erano della nostra capitana Emma Galbero. E Iana Conne, Lucrezia al servizio. Servizio su Bellini, che disinnesca bene il suo servizio. Emma Galbero per chiudere, salva. E Bonafini, Livia, palla in campo, è in campo. Che azione di Livia, 25-12. È il primo set per la Rotoblast Volano Volley. E noi piccola pausa e torniamo tra poco. Adesso linea di sponsor. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel the earthquake? Take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Does it take you? Take you. Take you. Take you. Does it take you? Take you. Does it take you? Iniziamo allora, inizio del secondo set. Rotoblast Volano vuole che ha vinto il primo per 25-12.
A 13? 12? Allora avevo ragione. Pensavo. Primo servizio di Bonafini. Partito il secondo set. Murata! Monster block, monster block, monster, 12 monster, a monster block. 1-0, scusate. Sono ancora al secondo set io. Scusate, volevo dire, sono ancora al primo set che abbiamo dominato. Bonafini su Iannacone. Pallonetto che non... molto telefonato. Bellini. Ah, dice Bellini. Pallonetto a filo delle reti. Vale il 2-0. Mamma mia che inizio di partita. Servito ancora di Bonafini. Ah, peccato. Scusate, Iannacone frega il muro Rotoblat e arriva il 2-1. Servizio Camilla Fugazza. Bella Enercom. Cramerotti. Deval veloci. Bellini. Erroraccio di Elice, peccato. Due pari. Adesso calma. Riflettiamoci bene che è importante non perdere la concentrazione. Servizio out. Sì. Emma battesa bene. 3-2. Servizio affidato a Alice. Per fortuna che di Alice ce n'è una sola in campo. 3 pari. Adesso andiamo. Adesso purtroppo Lucrezia e Iannacone al servizio. Adesso gli abbiamo purtroppo pareggiato e regalato 2 punti. Quindi adesso dobbiamo cercare di tornare ai ritmi di prima. Arriva l'Ace. Primo vantaggio per Crema. Dai ragazzi, dai! Teniamo accesa la concentrazione, ragazze, perché non deve essere un'illusione quel primo set. Arriva un altro Ace. 5-3. Crema è partita a bomba in questo secondo set. Time out per la Rotoblat, quindi pausa sponsor. Dai ragazzi, subito noi, dai! 5-3 gol del Crema. 5-3 il punteggio, riparte la partita in questo secondo set. 3-5 il punteggio, a favore di Crema. Sì, Anna! Bonafini. Galbero Murata, una bomba di Emma Murata in ottimo modo. Stavolta Carlotta in mezzo alle mani, in mezzo al muro. 4-5. Dai Carli! Buono l'attacco di Carlotta. E Anna si stava mettendo un po' ad uscire. Jessica De Valle al servizio. Bravo Carli! Rientra Livia. Per tacco dall'out. Ci ha provato Aurora. Non è bastato. 6-4 il punteggio. Crema che mantiene i 2 punti di vantaggio. Fioretti al servizio per la Enercom.
Out. Sì, dai, raga, dai. 5 a 6. Andiamo noi. E Carlotta Petrusiello al servizio. La grande mancanza di oggi è per mandare un saluto, in realtà, non per far ripicca, Finiamo stazione. Ah no, ha sfiorato il tetto, mi era male. E Alice ha salvato la Badini. Free ball. Bonafini, Livia, 3 soldi, Murata. Peccato. 7 a 5. Una piccola mancanza, visto che il palazzetto è veramente muto come un pesce, è la mancanza della nostra curva Marione, quindi mandiamo un saluto in principal modo ad Andrea, Roberto, Cristian. Mando soprattutto un saluto a loro, Beppe, il nostro Beppe, i nostri tifosi numeri 1. Attenzione, Bellini salva Petruzielli in baghe, però per i ball di Galbero, Concetta, palla in mezzo, salva Bellini. Emma, Tira. attenzione a Muratta, ma la Badini salva. Il centro attacco, 8 a 5. Un po' di paura nelle nostre ragazze nell'attaccare. Adesso dobbiamo fare un po' di reset. E Fugazza, Camilla al servizio. No, scusate, era Moretti. Livia, out. Attenzione, 9 a 5. Crema che sta prendendo il largo. Attenzione, probabilmente Luca potrebbe chiamare. No, in realtà no. Tranquille. Forse troppo illusorio quel set dominato di 13 punti. Galbero, c'è troppa paura negli attacchi e invece questa decisione. 10 a 5, massimo vantaggio Crema. Dai, raga, dai. Time out per la Rotblast, pausa sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa. Dopo un grande inizio della Rotblast che nel primo set aveva dato 13 punti, la Crema sta conducendo questo set di 5 punti. 10 a 5 il punteggio. Battuto il servizio e arriva l'Ace. Arriva l'11 a 5. Dai, ragazze. Giulia Moretti Non è successo niente, dai. al servizio. Battuto in rete. 6 a 11. Adesso c'è bisogno di darci la scossa. Palla per Emma Galbero. Vediamo il servizio di Emma. Servizio a fil di rete che salva l'Enercom. Attacco Murato. Attenzione, Murata, Aurora. 7 a 11. Monster block. Aurora Bonafini. Ancora il servizio. Emma. Ace. Emma Galbero. 8 a 11. Dai, raga, dai. Attenzione Emma. Pallonetto che prova
Sguardo di sfida, Botti, meno 4, meno 3. La scaramanzia qui, attenzione. 8-12. Servizio. Emma! Si è dovuto impegnare tanto per deviarlo. Mamma mia, che attacco di Frassi. 13-8. Tornano i 5 punti di vantaggio. Vediamo il servizio di Marengo. Buona. Mamma mia, che brutto. Che brutto palleggio di Aurora. Nella zona di nessuno. Mamma mia. La mette in una zona senza giocatrici. Anna ci ha provato, ma non è bastato. Servizio ancora di Marengo. 6 punti di vantaggio di Crema. Un altro palleggio erratissimo. Quindi 8 Aurora, secondo errore consecutivo. Pronti i cambi. Usciranno sicuramente Carlotta e Aurora, direi. Carlotta per Rosita, Civetta e Aurora. Quindi cambiano i terminali d'attacco e il regista. Adesso sono 7 punti di ritardo, bisogna stare attenti. Che la Rotobla sia un pochettino... ha perso un po' la bussola, ha perso in questo secondo set. Non ha giovato il netto vantaggio preso nel secondo set. La stiamo pagando adesso. Servizio, palla out. Brava Anna a intuire, a lasciarla uscire. 9-15. Livia. Tutto il servizio su il libro Labadini. Attacco murato del Val. Marengo. Attenzione, attacco murato 2 volte. Blerona in free ball. Bellini a tutto braccio, invasione contro la Rotoblast. Invasione contro la Rotoblast. Ecco, sfortunata Alice. Pensavo che era un'invasione contro la Crema, ma però ho visto l'arbitro indicare la nostra metà campo col braccio, quindi non ci è andata bene stavolta. 16-9. Galbero riceve. Vai a Rosita. E in sto momento ci sta mancando il palleggio adesso. Mannaggia. Elisa Frassi al servizio. Tutto Bellini, Rosita per Blerona. Blerona iscrive il suo nome sul taccuino. 10-17. Vai, Ble! Tutto. Ace, Blerona. Ancora Blerona al servizio. Tutto. Secondo ace. Blerona. Cambio per la Crema. Esce Marengo ed entra la capitana Cattaneo. Cattaneo Maria Ester. Sì.
almeno sul fogliettino qua c'ha la K, quindi mi verrebbe da dire che lei sarebbe la capitana ufficiale. E battuto ancora su Blerone, ancora il suo servizio. Tacco di Fioretti. Sì, 12-18. 6 punti di ritardo adesso. Camilla Fogatta al servizio. Tutto su Emma Galbero, Rosita Civetta, Alice Bellini. 13-18. Alice Bellini al servizio per la Rotblas. Battuto sulla numero 17 Ianaccone. 19-13. Attenzione, cambio per entra Letta Marengo ed esce Cattaneo, quindi rientra dentro la titolare di questo set. Servizio di Ianaccone, Galbero edita, Galbero in pallonetto, salva free ball. Edita, Deval Murata. 20-13. Di nuovo il cambio per la Rotoblas, rientrano Petruziello e Civetta. Allora Lucrezia Ianaccone al servizio per la Enercom Fimi Crema Volley 2.0. Silenzio di tomba, Galbero, Petruziello, Tocco che c'è. Dai Carli, dai! 14-20. Dai Jess! Jessica al servizio per la Rotoblas. Dai Ali! Fa tutto il servizio di Jessica su Labadini. Attacco vincente. 14-20. 21-14. Cambio. Esce Fioretti, scusate, ed entra Gloria Abati, numero 5. Fa tutto il servizio di Abati su Cramerotti. Bonafini, attacco di Carlotta, Petruziello vincente. 15-21. Carlotta Petruziello al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Dai Ali, forza! Dai che prendiamo, dai Ali! Attenzione. Out. 16-21. 16-21. Dai ancora, dai! Sì. Se ne arriva il 50. L'attacco di Crema vincente stavolta. Alessia Marengo che manda la palla in mezzo alle mani del muro e la mette a fil di rete. Un grande attacco. 16-22 per Crema, che si sta avviando verso la vittoria di questo set. Livia 17-22. Decisa Livia con la sua grinta. Emma Galbero al servizio. La nostra capitana 17-22. Tutto in rete. 23-17. Meno 2 per Crema, che sta per portarsi a casa il secondo set e rimettere la partita in perfetta parità.
E Marengo, tensione, Livia. No, scusate, volevo dire Bellini era. C'entra l'attacco di Alice. 18-23. Servizio. Tutto out. 24-18, set ball per l'Enercom Fimi Crema. Un altro cambio. E Fioretti rientra al posto di Abati. Servizio per Crema. Cal set ball a disposizione con Frazzi. Bellini, Murata da Fioretti. 25-18. Set pari adesso. Che dire, mai adagiarsi sugli allori si dice, quindi peccato. Allora, pausa per i nostri sponsor, torniamo tra poco perché la partita adesso è completamente cambiata. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Insomma, dopo un primo set dominato, secondo set da parità, quindi ci sarà da soffrire in questa 16ª giornata. Ricomincia il terzo set. Primo servizio di Marengo su Gattini, che viene difeso in ottimo modo, non in ottimo modo da parte nostra. Primo punto per
l'Enercom Fini. 1-0 il punteggio. Servizio ancora per Enercom, sempre con Marengo. Arial Race, 2-0 il punteggio. 2-0. Enercom che sta conducendo anche questo terzo set. Anna si deve impegnare. Bellini, primo punto del terzo set. 1-2. Dai ragazze, crediamoci, dai. Crediamoci e attacchiamo senza paura. Servizio di Aurora. Moretti, Ianaccone, salva Emma Galbero. Carlotta Petrusielli in campo. 2 pari. Aurora Bonafini ancora al servizio. Battuto su Labadini. Moretti, Ianaccone, salva Aurora. Anna in free ball. Labadini. Moretti, attacco al centro di Tratti. C'è il tocco a muro, sì. 3-2. 3-2 per Crema. Tratti, numero 9 al servizio per Enercom Fini. Pronto il servizio, battuto su Anna Cramerotti, Bonafini e Bellini, attacco difeso, pallonetto Petrusiello, Bonafini, dall'altra parte Bellini, con l'ausilio del muro, 3 pari. Dai Aldi, dai! 3 pari il punteggio. Alice Bellini al servizio per la Rotoblast. Battuto su la numero 13 Marengo. Free ball da sfruttare a tutti i costi. E non l'abbiamo sfruttata, mannaggia, peccato. Attacco! Credo invasione di Emma Galbero, fischiata contro la Rotoblast. 4-3 il punteggio. Tutto il servizio di Fugasta, Carlotta, Petrusiello. Mani out, 4 pari. Al servizio De Val. Battuto Moretti, subito Moretti, 4-5 per la Enercom. Camilla Fugatta, no, scusate, Lucrezia Ianaccone al servizio. Emma Galbero riceve, Petrusiello attacca, il muro difende, si difende anche Anna Bonafini, pallonetto Muratto, attenzione, pasticcio nella metà campo di Crema che però si salva, ma non stavolta perché Lilia attacca e prende il punto dei 5 pari. Una nuova parità. 5 pari il punteggio. Vediamo il servizio di Jess. No, scusate, di Petrusiello in rete. 6-5. Dai, dai, questa! Servizio ace di Fioretti Monica. 7-5.
Servizio di Fioretti. Riceve Galbero stavolta. Riceve bene. Metacampo di Crema. Tacco. Salvato da Petrucchiello. Emma Galbero Murata. Ancora per Emma. 2 volte Murata. Adesso dall'altra parte per Petrucchiello. Stavolta neanche da questo lato è andata a buon fine. Attacco Murato da Livia, ma neanche stavolta l'attacco è andato. Pallonetto, salva Anna Cramerotti. Dall'altra parte ancora Petrucchiello. E stavolta. E finalmente arriva il punto. Dopo una sequenza infinita dell'azione. 6-7. Pronta al servizio. Ali, cosa sto dicendo? La Emma Galbero. Segni in rete. 8-6. Servizio di Giulia Moretti. Anna Cramerotti. Bellini, Bagher. Emma al centro. Andiamo l'attacco Murato, Livia. Attenzione adesso dall'altra parte. Salva Anna Cramerotti. Bellini, attacco. Vincente. Alice Bellini 7-8. 7-8 il punteggio. Servizio di Livia. Moretti al centro, muro 0. Fogata non si fa pregare. 9-7 il punteggio. Servizio di Marengo. Con l'ausilio del net. Però si salva la rotola. Ma non questa volta con Bellini. Attacco Murato e resta nella metà campo nostro. 7-10 punteggio. Marengo pronta al servizio. Forse Luca guarda attentamente le sue ragazze. Attenzione. Mia che fortunata qui. La palla 8-10. Stavolta siamo stati fortunati. Palla che è restata in questa metà campo. Data la metà campo e le colte impreparate. Battuto Bonafini. Labadini, Moretti. Ianaccone, stacco smorzato dal muro Cramerotti. Petrucchiello. Palla in campo, sì. Era in campo. 9-10. 9-10. Aurora Bonafini al servizio. Aurora servizio. Cercate voluto. Cercate voluto. Dai ragazzi. Servizio ancora di Aurora. Su Ianaccone, Moretti. Pallonetto di centra l'attacco di Alice. Vantaggio Volano. Aurora Bonafini ancora al servizio. 11-10 punteggio. Tornata in vantaggio la Rotoblas. Oh, per Carlotta dall'altra parte per non prendersi un rischio. Ianaccone salva Anna Cramerotti. Bellini. Alice Bellini. Time out Enercom. Time out. E noi pausa sponsor.
aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa, 12-10. Abbiamo ripreso un po' di vantaggio dopo essere stati sotto al momento. 12-10. Si deve aiutare adesso questa fiducia acquisita adesso per cercare di portarsi a casa anche questo set. Bonafini, Moretti. Attacco vincente di Camilla Fugazza. 11 set al servizio di Bellini. Scusate, questa è la ruggine di non aver commentato partite per 2 mesi. Aurora Bonafini, volevo dire, la sequenza al servizio di Aurora Bonafini. +1 al momento. Anna Camerotti, Bonafini, Petrusiello all'indietro. Un po' pericoloso questo attacco, però abbiamo saputo intercettare. Bonafini ha sbagliato un'altra volta il palleggio, dai. Questa volta l'attacco non è andato a buon fine. 16-11. Dai, crediamoci. Anche loro possono sbagliare, dai. Dobbiamo crederci. Servizio di Bellini. A fil di rete, ma out. Pronto il servizio di Marengo su Anna Camerotti. Bonafini. Deval subito. Vincente l'attacco. 14-12. Jessica Deval al servizio per la Rotoplas. Servizio, ehi! Jessica Deval. 15-12. Cambio per la... Esce Marengo, numero 13, ed entra. E... numero 8, Cattaneo. Spegnerete il servizio di Deval. 13 Crema, 15 Rotta. Jessica, grande come. Mi sa che l'unico time out è stato il loro. Che sono stati in vantaggio. O quando abbiamo pareggiato. Carlotta Petrusiello al servizio. Battuto, out. 14-16. Monica Fioretti al servizio per la Enercom Fini. Alice Bonafini, attacco di Emma, vincente per la Rotoblast. 17. Dai Emma, dai! La nostra capitana va al servizio con... no. Fermata perché entrerà Blerona Tasciolli al suo posto. Quindi al servizio va Blerona. Va Blerona al servizio. Tasciolli al servizio. E attenzione, capitana numero 7, Livia Tresoldi. Adesso è diventata al posto di Emma. Servizio di Blerona, out. Beh, un obiettivo l'ha centrato, per riderci un po' su, ha centrato almeno l'allenatore l'ha centrato, almeno dici qualcuno ha centrato. Blerona. Ovviamente prima che pensiate male era una battuta, non è
Non era per prendere in giro nessuno, era solo per riderci un po' su. Servizio di... non ho visto bene il numero. Alice Murata. 16-17 adesso. Dai, 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 dai. Dai, voi. Giulia Moretti al servizio. Su Anna Cramerotti. Bonafini, Bellini. Oh, Alice è tornata. 18-16. Sì. 18-16 il punteggio. Livia al servizio. Livia tre soldi. Battuto Moretti. Marengo Murata. Jessie a non rischiare. Carlotta prende controtempo. Brava Carlotta. 19-16. Time out per Crema. Pausa sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Time out finito e quindi squadre nuovamente in campo. 19-16. Rotoblast in vantaggio di 3 punti. 19-16 il punteggio. Livia in uno. Livia al servizio, ancora lei. Numero 7. Al battuto. Ianacone, Moretti. Attacco in mezzo alle mani del muro di Marengo. 17-19. Dai noi. Servizio di Marengo, proprio l'autrice dell'ultimo punto. Brava Anna. Carlotta. Mamma mia. Anna Cramerotti, 20-17. Difesa, anzi ricezione eccellente di Anna Cramerotti e poi l'attacco perfetto di Carlotta Petrucciello. 18-20 però, servizio out questa volta per la Rotoblast. Fa sempre una paura. Servizio. Salva Bellini. Triball di Emma Galvero. Attenzione. Salva Bonafini. Cramerotti. Carlotta. In questo set abbiamo due giocatrici con la C maiuscola. Carlotta e Cramerotti. Vi devo ricordare che una ha il nome e una ha il cognome. Alice, free ball, sfruttandola nel miglior modo e non l'abbiamo sfruttata, peccato. Castarola. 21-19. C'è ancora da soffrire. E Fugazza. Anna Cramerotti riceve. Petrucciello per attaccare. Attenzione, pallonetto vincente. Ianacone. 20-21. Chiama il time out Luca, sì. Pausa sponsor.
Nuovo in diretta, 21-20. Laghe! Servizio nelle mani di Marengo e no, su Anna Cramerotti. Aurora Bonafini dal lato di Emma Galbero. Vincente! 22-20. Emma! Dai! Jessy! Jessica De Val al servizio. Jessica De Val al servizio. Tutto servizio di De Val. Difficoltà nella metà campo di Crema. Adesso sfruttiamo questa free ball che ci hanno concesso. 23-20. Più 3 adesso. Meno 2 alla fine del set. Cambio per la Crema. Entra Abati Gloria ed esce Camilla Fugazza. Sì. Ancora Jessica De Val al servizio. Battuto Olivia! Yeah. 24-20. Ancora Jessica De Val al servizio. Brava Jessy! Attenzione, difesa, la palla. Carlotta per chiudere. 25-20, 2-1 per la Rotblast. E adesso torniamo tra poco perché Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Set number 4. The last set. O il penultimo set. Restate sintonizzati perché adesso si decide se si andrà avanti fino a alla fine di questo set o se servirà il set decisivo. Primo punto per l'Enercom. Filmi Volley 2.0 Crema. 1-0 il punteggio. Camilla Fugazza. Primo servizio. Arriva Lewis. 2-0. Crema che è partita bene in questo secondo set. Prima attacco vincente, poi Lace. Attenzione, ancora il servizio su Anna Cramerotti. 3-0. Iannacone. Partita 1000, Crema. Sa che ora non ha più possibilità di errore. Quindi deve spingere al massimo. Tutto il servizio. Bonafini. Carlotta. 1-3 adesso. Un punto anche per la Rotoblast. 1-3. Bellini al servizio per la Rotoblast. Alice Bellini. Vediamo il servizio. Battuto. Camerotti. Bonafini. Emma chiede il tocco che non c'è. 4-1. Iannacone. Battuto su Emma. Galbero. Bellini. Carlotta. Il ball per la Rotoblast da sfruttare. A mano 0. Sfruttata benissimo. Dai Carli, dai! 2-4. Carlotta Petruziello firma il secondo punto per la nostra formazione biancorossa. Jessica De Val ora al servizio per le biancorosse di Luca Parlatini. Servizio sulla numero 17 Iannacone. No, scusate, sulla numero 13 Marengo che ha provato a l'attacco smorzato dal muro. Attenzione, Bellini salva Bonafini. Free ball per la Enercom. Murata. Muro è un Emma Galbero. Monster block, monster block, monster block. La nostra capitana. Servizio di Jessica sulla Badini. Attenzione, l'attacco di Marengo. Brava Jessi! Salva Jessica. Emma, la Badini salva. Dall'altra parte Marengo. Bonafini. De Val. Ha rischiato. Carlotta. Brava Jessi! Buon palleggio di Jessica. È andata. Ha fatto un buon palleggio Jessica. Brava, brava. Servizio di Jessica sulla Badini. Moretti. Pallonetto murata da Livia. Attacco. Ok. 5-4. Pausa sponsor. Di nuovo in diretta. 5-4 per la Rotoblast. 5-4 Rotoblast.
finalmente dopo 4-7 si alza il coro Volano. Mamma! 6-4. Salva De Val. Pallo netto, 7-4. Segna in rete. 5-7. Monica Fioretti al servizio adesso per Crema. Noi. Bellini a ricevere, Bonafini al centro di Livia, non c'è Toccamuro. 6-7. Dai lì. Dai Auri, dai, su. Ancora Fioretti al servizio per la Enercom. Alice Bellini a ricevere, Bonafini lì. Otto a 6. Domanda, la Livia ha fatto già 20 punti? Stacco, mamma mia che bomba di Marengo. 8 a 7. Cambio del pallone ovviamente perché è uscita fuori dal terreno di gioco. Servizio di Moretti che vincente. 8 pari. Servizio ancora di Moretti su Bellini, Bonafini, Carlotta, all-out. Mamma mia, adesso ci facciamo due risate. Perché hanno rischiato il patatrack qua. La palla però è andata out. Una risata dopo lo spavento. 9 a 8. Si sono staccolate Carlotta o Aurora. Esatto. Solo che i due si sono scontrate. Mamma mia, Carlotta, salvataggio miracoloso. E Bellini non ci prova, peccato. Era da provarci. Peccato, era da provarci con l'attacco, peccato. 9 pari. Carlotta aveva fatto un miracolo, Carlotta. Di Anna. Difficile questo servizio. 10 a 9, vantaggio per la Crema. Marengo. Servizio. Si innesca. Bellini. Sente. Dai Livia. L'esito di ora al centro dell'attacco. L'altro corso 8 per Servizio su Vincente l'attacco, Fugatta. 11 a 10 punteggio.
La Rotoblat che deve assolutamente evitare lo spettro del tie break e portarsi a casa assolutamente questi 3 punti che in chiave classifica sono oro e sarebbe dell'oro assurdo. Moretti dal lato di Fugazza, adesso dal lato di Iannacone, ma a filo del tetto Alice, si innesca la bomba anche Crema. Ecco, è out. 11 pari. Servizio di Aurora. Pallonetto, salva Emma. Mamma mia! Frigol. Lotta! Di nuovo vantaggio Rotoblat, 12-11. Aurora ancora lei al servizio. Fatto. 12 pari. È una partita che sicuramente non mancano le emozioni. Servizio su Emma. Anacramme Rotti. Carlotta lì. Jessica De Valli non è riuscita. Ancora adesso. Ora Fini. Bellini 13-12. Servizio Ace 14-12. Alice, lei si cambio. Richiamata in panchina in realtà. Sembrava cambio ma non è. Ma l'ha richiamata. Servizio di Bellini. Secondo Ace. Cattaneo per Manengo. Alice da Sassuolo. Ho capito perché la Juve fa perdere. 15-12. Servizio terzo. Time out per l'Enercom. Pausa sponsor. Tecnicamente il 4, 16-12 Rotoblat. la scaramanzia. Ace. Peccato di pochissimo fuori. Cambio di nuovo Cattaneo per Marengo. Iannacone al servizio per Crema adesso. Pronta allora a riprendere il gioco. Servizio. La rispedisce. Spedisce il servizio al mittente.
servizio di Jessica su Yana Kut. Servizio out. Volevo dire attacco mani out. 17-14. Cambio. Dai raga, dai! Abatti prende il posto di Fioretti. E va lei al servizio. Abatti. Attenzione Bellini. Emma. Dai, dai, dai! Attacco out di Emma Galbero. Time out per la Rotoblas. Pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Rientrano le squadre in campo. 17-15. La Rotoblas che sta conducendo anche il quarto set al momento. Si alza di nuovo il coro Volano per caricare la squadra. Abatti, servizio su Caramerotti, Bonafini, Petrucciello, attacco murato. 16-17. Dai, dai! Dai raga, dai! Ancora Abatti su Anna Cramerotti. Petruccielli in difficoltà in questo attacco per pareggiarla, ma non riesce ancora l'attacco. Vediamo se Emma concretizza di ball. Sfruttiamola adesso. Livia, Bonafini, Carlotta ancora. 8-16. Va proprio Carlotta al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Battuto su Lavadini. Attacco di Marengo a muro zero praticamente. 18-17. Giulia Moretti al servizio. Riceve Bellini. Livia Murata. A pianura metri di Everest. Time out per la Rotoblas, ancora pausa sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta, parità all'Arena Biancorossa. Si sta decidendo la partita in questo set. Da un lato una squadra che potrebbe portarsi a casa 3 punti, dall'altro la squadra che deve portarla al tie break per allungare la partita. Bellini, Emma. Attenzione, possibile vantaggio di Fugazza e arriva 19-18. Ci sono dei cambi pronti per la Rotoblas. Immagino Blerone e Civetta per Petrucciello e Bonafini. Quindi i cambi del secondo set.
e Rosita in campo. Dai! Cambio di punta d'attacco e di regia. Servizio di Muretti, su piedi in rete. 19 pari. E servizio affidato a Rosita. No, scusate, a Emma Galvero. L'attacco murato. Monster block, monster block. 119. Monster block. Quella magari. Servizio capitana Emma Galvero, 20-19. Nuovo vantaggio rosso, bianco-rosso. Labadini. Marengo. 20 pari. Marengo. Suona la carica il coach di Crema. Out. 21-20. E brava anche Anna a battezzarla out. Servizio di Livia, 3 soldi sulla Labadini. Muretti, attacco, morsato dal muro. Pianaccone, salva Emma. Ma no! Ai ai ai, clamoroso. Cambio per Crema, Batti lascia il posto a Monica Fioretti. Di nuovo parità. Carico come una molla il coach di Crema. Mamma mia. È carico come una... Potrebbe esplodere da un momento all'altro il coach di Crema. Servizio. Ace. 22-21. Ancora il servizio. Crema con Tratti. Attacco 0. 23-21. Si stanno avvicinando lo spettro del tie break. E anche le giocatrici in panca iniziano a cantare il coro. Crema Crema. Servizio per ancora per Crema, ancora con Stratti. Arriva lei, mamma mia. Un tilt, blackout totale della la palla scena, mamma mia che set ball per Crema che vede il punticino assicurato, però se gioca così la rotola rischia male. Out 22-24. Doppio cambio Bonafini e Petrucciello per Lerona Dasciolli e Rosita Civetta. Servizio nelle mani di Aurora Bonafini. Ok, pronto il servizio. 2 punti
deve recuperare per evitare, per portare nei vantaggi. Moretti, Iannacone, pallonetto. Sì! Dai! Una! 23-24. Accessi! Servizio di Buona. Si va ai vantaggi, 24 pari. Uno! In uno! Guarda in uno! Buona fine ancora il servizio. Attrice dell'ace di poco fa. Palla al mezzo. Stavolta vincente, 25-24. Nuova palla set per Crema. Camilla Fugazza. Palla set per la l'Enercom Fimi Volley 2.0 Crema. Pronto il servi. Mamma mia, 23-24, due pari. Emma Galvero. Un erroraccio di Emma Galvero. Speriamo che non ci costi la partita. 24-26, pausa sponsor, a tra poco. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Cuore, ogni errore si può pagare a carissimo prezzo, quindi dobbiamo
Adesso dobbiamo davvero metterci veramente testa e cuore. Dai Emma, adesso che conta, dai! Inizia il tie break. Emma, adesso che conta, dai! Ci siamo allora. Scateniamo l'inferno per gli ultimi 15 punti. 1-0. Primo punto per Crema. Out, uno pari adesso. Vincente, Carlotta, Petruccielli. 2-1. La telecamera attaccata al coso. Eight. No, out. L'arbitro l'ha vista bene, secondo me. Due pa- Allora. Vincente, Carlotta, 3-2. Ah, Carli! Intanto vi ricordo che la prossima partita sarà sabato prossimo, 19 febbraio, 20:30. E la Green Up Bedisole. Tre pari. Busnato, poi Ofanengo, Ata. Questa è la quinta. Servizio di Fioretti. Emma. 4-3. Brava Emma, dai così! Dai Emma, impostati Emma! Dai, dai! Petruccielli. Campo in campo. Dentro! Se il coach la vedeva out, mi incazzava nero. Quindi Carlotta al servizio, produttrice dell'ultimo ace. Moretti. Attacco smorzato dal muro. Carlotta, Aurora Bonaffini. Emma. Invasione contro La verde, la vista! Siamo in diretta Dai, dai, dai! per la Rotoblas.
Carlotta Petruccello al servizio. In mezzo alle mani di Galbero e Tresoldi. 4-6. A 4 su Anna Cramerotti. Aurora, ma ancora lei, ancora lei. L'urlo di liberazione di Emma Galbero. Brava Emma! Dai! Brava Emma, adesso dai! 7-4. Adesso al servizio va oddio, è a Emma proprio. Emma Galbero. La palla in mezzo. Bellini Murata. 8-4. Di come non... 8-4. Servizio di Emma. 9-4. Servizio ancora di Emma. Alice! Alice! Bellini! Marengo lascia il posto a Cattaneo. 10-4 più 6. 10-4 più 6. 6 di vantaggio. Meno 5. Emma. Livia. Andata avanti, il gioco deve andare avanti. Dovevamo. Giallo! Un altro richiamo per la squadra. Andata su dritta, cosa vuole? Cagate subito noi, dai! 10-5. Dai, cambio! C'è una cosa che non so, ma scusa, ma se ti fanno un richiamo che sia primo, secondo, terzo e quarto, non deve scattare l'avvertimento col cartellino? No? Ok. Me lo ricorderò per le prossime volte. Ok. Servizio di Cattaneo. Livia, campo il muro. 6-10. Dai, via! Luca chiamerà il time out adesso. Adesso chiamerà il time out Luca. Forse. Quindi prosegue ancora Cattaneo, la capitana al servizio. Sì, Emma, Bonafini. Ah, che brutta palla, che brutta palla, che brutta palla. Mamma mia. Mamma, che brutta palla, time out. Pausa sponsor. E torniamo tra poco. Vai, Raghe! È veramente una sofferenza questo set. Aurora Bonafini. Alice. Livia. Probabilmente Livia l'ha toccata.
Un altro salvataggio di Labadini. Tira su tutto. Mamma mia che rischio di Carlotta. Out, è out. No, c'è il toccamuro. 8-10. Dai, questa! Maria Cattaneo, capitana del servizio per Crema su Emma Galvero. Nafini. Carlotta. Petruziello 11-8. Dai, Livia, dai! Servizio di Livia su Labadini. Attacco Murata! Alice! Monster block. Monster. 12-8. Monster. 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 Dai, dai! Ancora Livia Tresoldi al servizio su Labadini. Moretti. Iana. Sì. Iana Cone. 12-9. Elisa Fratti. Ale Susanne. Vedi su Alice Bellini, Bonafini proprio per Alice. Mirata. Dai, dai, dai! Time out per Luca, ancora pausa sponsor. A 10. Nuovo in diretta. Siamo gli sgoccioli di questa partita. Comunque vada. Cremo che vinciamo noi. Servizio. Emma Galvero. Aurora Bonafini. Alice. 13-10. Dai ragazze. Mancano 2 adesso. Dobbiamo crederci ancora. Ancora un po'. Bonafini. Moretti. Mezzo. Aurora. Anna Cramerotti. Carlotta stavolta. Dal lato muro 0. Infatti. 11-10. 11-13 scusate. Camilla Fugatta al servizio adesso per la Enercon Fimi Volley 2.0 Crema. Ho tutto su Anna Cramerotti. Carlotta, ma salvata. L'ho salvato. Dai, dai! Crema 12-13, meno 1 adesso. Dai! Con le 2 formazioni. Tranquille. Servizio. Voce! La classica regola di ogni sport.
chiamare la palla e non in due. Mamma mia, che 13 pari. Un regalo assurdo della Rotoblas. Servito su Anna Cramerotti. Aurora Bellini. Stavolta 13. Dai, chiudila! Ne manca uno. Eccolo. Chiamata. Adesso l'abbiamo sentito tutti. 14-13. Bellini. Labadini. Iana Cugne. Salva Bellini. Buona. La capitale. Emma Galbero. È finita la partita. Che sofferenza. Ma signore e signori, ce l'abbiamo fatta. 15-13. Stavamo per toccare l'inferno. Allora, vi salutiamo. Adesso e ci vediamo tra poco per la premiazione MVP. A noi buona serata, a sabato prossimo. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that
Allora con Einstein, la canzone simbolo di Volando Volley, prendiamo l'MVP della serata. Il nostro Michele Monti, responsabile marketing di Volando Volley, premierà con lo confezione di vino del nostro sponsor Bocco di Posseri, l'atleta del Volando Volley, MVP numero 13, Carlotta Petruzzello. Appuntamento per sabato prossimo, 12-19 febbraio, sempre alle 20:30 alla Arena Biancorossa, contro il Volley Piedistola del Brescia. Ed ora l'estrazione dei biglietti della lotteria. Il 10° premio, biglietto numero 621 colore verde. 14° premio, biglietto numero 82 giallo. 13° premio, biglietto numero 584 bianco. 12° premio, biglietto 605 verde. Premio 11° premio, biglietto numero 001 giallo. 10° premio, biglietto numero 502 bianco. 9° premio, biglietto numero 672 verde.